Allora, sempre supportati dallo CGIL del Veneto, stiamo parlando con Giuseppe Di Girolamo di pensioni. Avevamo inquadrato un po' la situazione di quota 100, chiarito che c'è questo gradino, questo gap, nati nel 59 al 31 dicembre con 42, quasi 43 anni di contributi, vai con quota 100, basta 2 giorni dopo finisci che sei nato nel 60 sì, e purtroppo 5 anni ti attendono ancora di lavoro. Allora, ecco, che cosa chiediamo noi? Cosa chiedete voi in questo esatto, momento? Perché non ci pare insomma corretto, ma questo non vale solo per chi è, come dire, per chi ha questa caratteristica e quindi potrebbe andare il giorno dopo in quota 100, ma vale per tutti i lavoratori e le lavoratrici, insomma. Cioè noi diciamo che la Fornero ha posto delle rigidità assurde proprio perché, essendo ormai la maggior parte dei lavoratori nel sistema contributivo, cioè io vado in pensione con le cose che ho effettivamente versato, con gli anni che ho effettivamente versato, non mi serve più quella rigidità che invece la Fornero ha portato. Per cui noi diciamo che quando un lavoratore ha versato 41 anni di contributi, cioè ha lavorato per 41 anni e ha versato i contributi, è giusto che faccia la scelta di poter andare in pensione. Chiedo il supporto della regia della slide che così riassume un po' quello che voi chiedete. Esatto. Quindi a partire dai 62 anni sostanzialmente di età, esatto, o con 41 anni di contributi. O 62 Eccolo anni. Qua, questo è il verde chiaro sulla sinistra. Esatto, quindi noi diciamo che un lavoratore quando ha raggiunto l'età di 62 anni deve poter scegliere se continuare a restare al lavoro, perché evidentemente se io sono un docente universitario è un tipo di lavoro. Non c'è dubbio che voglia lavorare fino a 90 anni, insomma, no? Adesso esagero, ma se io sono un lavoratore edile piuttosto che un siderurgico, ma come mi si può chiedere di poter continuare fino ai 67 anni o oltre di poter lavorare, no? Quindi noi diciamo che cosa? Che o con l'età, quindi i 62 anni, o con i 41 anni di contributi, uno possa scegliere di poter uscire dal mondo del lavoro e andare in pensione. Questo risolverebbe tutta una serie di problemi anche legati allo scalone, anche se poi sullo scalone qualche ragionamento bisognerà affrontarlo, immagino. Lo scalone cosa sarebbe? Quello di 5 anni con la chiusura della finestra di quota 100. Che quindi non ci sia questo balzo, questo zompo in avanti. Esatto. Lavori in Comunque mezzo... questa è la nostra prima richiesta, quindi una flessibilità del pensionamento che è dato appunto dall'età, 62 anni di età, o dai contributi, 41 anni di contribuzione. Perfetto. Poi ci sono in mezzo, dopo vediamo anche quello verde un po' più scuro, azzurro, eccetera, i lavori un po' usuranti di cui si è parlato in questo periodo, perché uno dice sì, ma io magari sto svolgendo un'attività pesante, ne sono venute fuori alcune, non sono nelle graduatorie, insomma ci sono anche un po' di insoddisfazione. Sì, anche questo è un aspetto che, come dire, la Fornero mette tutti sullo stesso piano, mentre, come dicevo poc'anzi, non siamo tutti sullo stesso piano. Un conto è fare il lavoro che faccio io, che fa lei, che fa appunto, un conto è magari essere su un'impalcatura o che so appunto su altre situazioni molto pesanti o pericolose. Ma non erano già stati inquadrati i lavori usuranti? Erano veramente come dire, la commissione che doveva stabilire non è mai andata fino in fondo. Sono state individuate pochissime professioni e quindi di fatto le domande di lavoro usurante accolte sono state veramente poche, insomma, poche migliaia, ecco, in tutti questi anni. Quindi c'è stata la commissione che ha chiuso i lavori proprio in questi giorni, presieduta da Cesare Damiano, che ha appunto consegnato questo nuovo elenco dei lavori gravosi al Parlamento, quindi al Governo. Un adeguamento quindi, perché c'era già stato, però esatto, però era molto ristretto, non corrispondeva alla realtà delle cose, quindi c'è questa nuova declaratoria che noi ufficialmente non conosciamo ancora, perché la conosciamo
dai giornali, sappiamo già quali sono alcuni criteri, alcune cose, però nel dettaglio non la conosciamo ancora. Sappiamo che è stata portata da 15 categorie a 57, addirittura credo qualcosa del genere, e le mansioni sono state portate a 203. Che sono un bel numero adesso, cominciano a essere un numero abbastanza... E cosa vuol dire rientrare in queste categorie perché si svolgono certe vuol dire, attività? ecco, intanto c'è da dire una cosa, che comunque il criterio è di stare dentro l'APE sociale. E questo a noi non è che va molto bene, perché se uno fa un lavoro gravoso lo fa che sia all'interno di una situazione di disagio legata al proprio lavoro o che non lo sia, insomma, se il lavoro è gravoso, se il lavoro è pericoloso lo è sempre, insomma, no? E quindi questo è un primo Perché cosa aspetto. Comporta l'APE social? È penalizzante? L'APE social mi chiede alcune condizioni di contribuzione, attualmente mi chiede un minimo di contribuzione e devo trovarmi in una certa situazione, quindi devo avere 63 anni di età almeno e 30 o 36 anni di contribuzione a seconda della mia condizione, oppure deve essere un invalido al 74%, oppure devo essere un caregiver, cioè quelli che... Caregivers, sì, esatto, chi li supporta, persone disabili. Oppure devo appunto fare delle mansioni, mi vengono riconosciute queste mansioni gravose sono all'interno dell'APE social, che tra l'altro scade a fine anno come dicevo prima. Quindi, quindi devo avere questa condizione, avere 63 anni di età e almeno 36 anni di contribuzione, 30 per alcuni che poi sono molto, molto pochi, insomma, ecco. O se sono donna ho è una brutta parola chiamarlo sconto, però per un anno di contribuzione per ogni figlio fino al massimo di 2, quindi ecco, ho anche questa cosa in più sull'APE social. C'è questa nuova graduatoria che è stata appunto stilata, dove sostanzialmente cos'è che ha fatto la commissione sui lavori gravosi? Ha preso i dati dell'INAIL, le denunce che sono state fatte in questi anni dell'INAIL e le malattie professionali dell'INPS, in base ai dati Istat, chi aveva quindi più malattie, più infortuni, ha stilato una graduatoria che inizia dal primo fino al 207esimo, che sarà quello che difficilmente riuscirà ad andarci, perché appunto come dire, avrà meno possibilità di uno che fa un lavoro a cui viene dato un punteggio molto alto. Certo, sì. Quindi è un po' più complicato di come viene sbandierata sui giornali in proprio oggi, credo ieri, oggi. Allora, torniamo alle slide. Abbiamo visto, allora, voi cosa chiedete al governo? Il riconoscimento quindi della diversa gravosità del lavoro, il lavoro di cura e delle donne, questo è il secondo aspetto che è importante, ovvero che cosa? Che sia riconosciuto il cura, però deve essere in qualche modo certificabile, cioè come... Ecco, era quello che dicevo anche prima, cioè mi riconosci il periodo di cura che io ho rispetto, in questo caso per il figlio, i 2 figli, quindi mi riconosci l'anno di contribuzione, i 2 anni di contribuzione, oppure addirittura noi diciamo che quando io, perché diciamo le donne? Perché sono purtroppo, tra virgolette, sono quelle che attualmente si fanno carico del problema, appunto c'è il genitore anziano, la persona da curare, quindi ce l'abbiamo a casa e smetto di andare al lavoro e mi prendo cura del genitore, insomma. Ecco, noi diciamo che quel periodo lì deve essere riconosciuto come periodo contributivo. Ecco, quindi ci pare corretto questa cosa. Però forse come consiglio a quelle persone che stanno seguendo
l'anziano, non sono ancora caregiver, perché la questione di caregiver, che cosa conviene fare? Una dichiarazione, cioè prendersi, perché uno magari dice incominciato 3 anni fa, chi me lo va a certificare? Allora, è chiaro che ci devono essere espletate una serie di formalità, cioè esatto. deve essere riconosciuto quel periodo lì, non è che solo perché sono a casa esatto, mi viene riconosciuto. Evidentemente dovrò mettere in atto una serie di azioni che mi vengono richieste perché mi venga riconosciuto quel periodo come quindi andare alle sedi CGIL per chiedere informazioni, esatto, a questo punto, perché sennò diventa complicato, abbiamo già capito come funziona. Esatto. Poi l'altra cosa che chiedete è offrire una prospettiva previdenziale anche ai più giovani, questo è quello in grigio, sì, e a chi fa lavori poveri o discontinui con una pensione di garanzia. E il problema dei lavori discontinui sarà il problema del domani? Ma già adesso, purtroppo è un problema odierno, perché, come dire, mentre una volta quando si iniziava un lavoro in genere era quel lavoro lì, anche se si cambiava immediatamente se ne trovava un altro, e quindi c'era una carriera di lavoro abbastanza lineare e quindi di conseguenza anche la contribuzione era lineare. Oggi non è più così. Non è più così, perché il giovane intanto entra nel mondo nel mercato del lavoro molto più tardi. Prima insomma uno finiva gli studi, addirittura una volta insomma si studiava anche meno, entravi subito nel mondo del lavoro. Oggi anche a fine dello studio di lavoro è perché devi fare lo stage, perché questo, perché quello, inizia a lavorare in un periodo molto tardi. In più generalmente quando inizia a lavorare sono lavori precari, e quindi questo pone un problema un domani di pensione, cioè che io mi troverò con un periodo contributivo molto scoperto. Cos'è che diciamo noi quindi? Noi diciamo quelle persone, quindi noi non diciamo la pensione di garanzia, cioè che io lavoro o non lavoro mi ritroverò con una fine, quando avrò una certa età mi troverò comunque una pensione. Noi non chiediamo questo, noi diciamo quelle persone che non per loro volontà stanno a casa alcuni periodi dell'anno, penso a dei lavori stagionali, ne abbiamo che ciclicamente, pensiamo al turismo ad esempio, no? Dove è caratterizzato da periodi che sono più o meno sempre quelli dove io sto a casa non per mia scelta ma perché in quel momento lì non c'è lavoro, oppure ad altri tipi di lavoro, ma l'importante è che venga dimostrato che non è il lavoratore o la lavoratrice, volontà del lavoratore o della lavoratrice stare a casa, ma ci sono delle situazioni oggettive che mi pongono a casa. Quindi io ti riconosco quei periodi contributivi comunque, facendo la media di ciò che tu hai percepito durante l'anno o che hai pagato come contributi, ti verso quel periodo, ti riconosco quel periodo lì come periodo di contribuzione. Questo perché? Perché così quando io un domani andrò in pensione mi ritroverò, come dire, non più con una pensione veramente povera, ma con una pensione dignitosa, insomma. Quindi resto agganciato al meccanismo della previdenza pubblica. Ecco, quindi è un sistema di garanzia che non è solo per i giovani, ma vale anche per chi è già in pensione, perché ricordo che il nostro sistema previdenziale è un sistema a ripartizione. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che io quando lavoravo pagavo la pensione di chi era in pensione allora, chi lavora adesso paga la mia pensione, e questo è un meccanismo che va mantenuto, quindi vanno recuperati questioni di equità e di solidarietà, ma va mantenuta la previdenza pubblica dentro un welfare più generale, insomma. Questa è la nostra idea, insomma. Chiaro. Poi l'altro aspetto che però appunto va appunto analizzato, non è di cosa di poco conto, sostegno alle categorie più deboli come disoccupati, invalidi, caregiver, lavori gravosi usuranti. Cosa vuol dire questo? Perché il sostegno ai disoccupati c'è già. Infatti c'è la NASPI che può aiutare molto da questo punto di vista. Noi in questi termini pensiamo che vada rafforzato tutto il sistema degli ammortizzatori sociali, perché pensiamo ad una persona che ha 55-56 anni che perde il lavoro.
Questo nel mercato del lavoro difficilmente, a meno che non sia una persona altamente qualificata, difficilmente troverà una nuova collocazione. Per cui noi dobbiamo pensare come fare a garantire attraverso ammortizzatori sociali e accompagnamenti alla pensione che possa appunto avere una sua linearità nell'accompagnamento tra la perdita del lavoro e il pensionamento. Penso a questo tipo di ragionamento, appunto il ragionamento che abbiamo fatto prima sui lavori usuranti, insomma, che si ripete un po'. Cioè dobbiamo, come dire, ritrovare quel meccanismo di equità che purtroppo la Fornero ha perso. Le porto un esempio. No, ma l'esempio adesso lo facciamo dopo la pubblicità, perché è una cosa anche molto interessante. Allora, restate con noi, ci fa un esempio così riusciamo a capire ancora molto meglio la questione, che non è di poco conto. Pubblicità.